E amici, buongiorno, ben trovati. Parliamo ancora di Festival di Sanremo, parliamo con un'altra giovane promessa delle nuove proposte appunto del festival. Sto parlando di Filippo Maria Fanti, che sarebbe Irama, al quale faccio i miei complimenti perché questo brano Cosa resterà è bellissimo. Complimenti. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao, tutto bene? Tutto bene, alla grande, ma sei tu che mi devi raccontare un po' queste emozioni a caldo, Festival di Sanremo, ecco, come ti senti? Soprattutto molto onorato, sicuramente. Dall'altra parte sono anche carico, non vedo l'ora che venga il giorno, non vedo l'ora di salire su quel palco, di divertirmi e cercare di portare una mia storia. Io ho spulciato un po' sul tuo profilo Facebook, ho visto che il disco è pronto, che stai aspettando ovviamente che parta il festival, ma comunque già il disco c'è, pronto, sei carico come hai detto prima, ci saranno... Oh yeah! Oh yeah. No, il disco sì, l'abbiamo finito di registrare e niente, adesso lo stiamo definendo completamente, lo sto definendo io insieme a mio fratello grande Giulio Nenna, chiaramente, che si dedica alla parte musicale di tutti i pezzi, e stiamo definendolo insieme. Ecco, tu... Lui fa le musiche, adesso stiamo un po' finendo. Comunque abbiamo finito di registrare finalmente, siamo qua a Pescara adesso. Quante notti in bianco hai passato? A proposito di notti in bianco, a proposito del testo della tua canzone? Troppe, troppe. Tante notti in bianco, e finalmente però questo sogno si corona, perché comunque il Festival di Sanremo, vuoi o non vuoi, è una grandissima vetrina che dà la possibilità di farsi conoscere e farsi ascoltare soprattutto. Assolutamente, è una grandissima vetrina. Infatti da una parte, appunto, come dicevo, sono molto onorato, dall'altra parte spero che sia soltanto l'inizio di un percorso artistico, quindi non vedo l'ora e niente, sono gasatissimo, dai. Cosa pensi di questo Festival di Sanremo, di Carlo Conti? Hai avuto modo già di vedere qualcosa, di stare con Carlo, perché avete fatto le selezioni, ovviamente, avete fatto... Sì, no, li ho conosciuti, no, devo dire molto simpatici, ma davvero molto simpatici e gentili. Poi Carlo Conti è sempre solare, come lo si vede in televisione, comunque è sempre così solare, felice, è bello, è un bel ambiente. Grazie Irama per essere stato con noi, da Paola 4 per ora è tutto, ci risentiamo dopo, ciao! Un saluto da Irama a tutti gli amici di Studio 90 Italia.